Siamo qui con Stefano Lovarro, direttore sportivo del Monselice, un sesto posto. Stefano, che dire, più un rammarico o contento di questo posto? Rammarico, visto le previsioni iniziali che erano quelle di cercare di ambire almeno nelle posizioni dei playoff. Contento per come è stato un po' l'andamento del campionato, tanti alti e bassi, vedendo come eravamo all'inizio del girone di ritorno era una situazione abbastanza precaria, quindi abbiamo chiuso bene e ci lascia ben sperare, insomma. Si riparte da Alberto Trevisan con come mister ovviamente, quali obiettivi per l'anno prossimo? Diamo continuità al percorso che ha fatto il mister e l'obiettivo è cercare di migliorarsi al netto di quello che possono essere i nuovi giocatori che arriveranno per comporre la rosa e tutto quanto. Quindi adesso è presto ovviamente, però cercheremo di fare l'obiettivo massimo che riusciremo a fare in base a quello che andiamo a creare. Una piazza Monselice con dei tifosi che non c'entrano niente con questa categoria, cosa ti senti di dire? Li ringrazio come sempre, perché Monselice è una piazza diversa, una piazza che vive di ambizione, di calore per la propria squadra, e ovvio che è un calore che dobbiamo cercare di alimentarlo con l'impegno e sudare la maglia sempre. Perfetto, grazie.